sono ferrate che ti alzano verso il cielo. Questa ti porta dentro la montagna, tra roccia e acqua, dove la gola stringe da ogni lato. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi porto oltre confine, in Slovenia, per una delle ferrate più particolari che abbia affrontato fino ad ora, la ferrata Avadnik, nel cuore delle Alpi Giulie slovene. La ferrata si trova vicino al paese di Gozd Martuljek, a circa 4 km a est di Kraniška Gora. Per chi parte dal Friuli Venezia Giulia, la strada più diretta passa da Tarvisio, supera il confine al passo di Fusine e prosegue verso Kraniška Gora prima di raggiungere Gozd Martuljek. Arrivati a Gozd Martuljek, si prosegue fino ad attraversare il ponte sul fiume Sava e si svolta a sinistra nel parcheggio vicino al campo sportivo, lungo la strada principale del paese. L'area è a pagamento, 80 centesimi all'ora al momento della mia visita. I posti sono pochi, quindi nelle giornate estive di punta è consigliabile arrivare di mattina presto. Prima di avviarsi verso la gola, conviene già indossare i dispositivi di sicurezza. La ferrata Avadnik è una via attrezzata e come tale richiede un kit da ferrata completo: imbrago, longe con dissipatore di energia e 2 moschettoni a ghiera. Dal parcheggio ci si avvia a piedi attraverso il paese. Le indicazioni sono frequenti e ben visibili, segnalate con tabelle rosse, e in circa 10 minuti di cammino tranquillo si raggiunge il ponte sul torrente Avadnik. L'imbocco della gola è già visibile tra la vegetazione. Si sente il rumore dell'acqua farsi più presente. Si intravede il torrente che scorre tra le rocce. Da qui, la via ferrata è a pochi minuti. Si prosegue per il sentiero che si addentra nella vegetazione lungo la sinistra orografica del torrente verso l'ingresso della gola. Dopo pochi minuti si raggiunge il punto di attacco della via ferrata. I primi metri sono già verticali e portano verso il primo ponte tibetano. È un ponte a corda singola e richiede equilibrio e assenza di vertigini. Superato il primo ponte, il percorso poi prosegue a ridosso del torrente. L'acqua è una presenza continua. Il torrente Avadnik scorre per tutta la lunghezza della gola e in diversi punti ci si arrampica su roccia che non si asciuga mai completamente. Per questo motivo, la ferrata è fortemente sconsigliata nei giorni immediatamente successivi a precipitazioni abbondanti, quando il livello del torrente può rendere il percorso impraticabile o pericoloso. Il secondo ponte tibetano è strutturalmente diverso dagli altri 3. Il cavo per i piedi resta unico, come in tutti gli altri, ma per le mani sono presenti 2 corde invece di una sola. Questa ferrata è stata attrezzata recentemente, nel 2017. Non è quindi una delle storiche ferrate scavate nella roccia durante la Prima Guerra Mondiale, come molte delle vie attrezzate delle Alpi Giulie e delle Dolomiti. Appartiene piuttosto a una tendenza più recente.
Le ferrate di forra, che non portano in vetta ma seguono un torrente dentro una gola, tra piccole cascate e pareti scavate dall'acqua. Un genere di percorso che negli ultimi anni si sta diffondendo anche sul versante italiano delle Alpi. La gola è sorprendentemente varia. In certi punti ci si ritrova a salire a pochi centimetri dall'acqua corrente, con la roccia bagnata sotto gli scarponi. In altri ci si ritrova in parete verticale ed esposta in alcuni passaggi, richiedendo un maggiore impegno fisico. Oltre al cavo principale, questa ferrata è equipaggiata con golfari fissi a spirale, ancorati alla parete rocciosa, pensati per accogliere una corda supplementare. Un'assicurazione aggiuntiva per i climber più giovani o meno esperti, gestita da chi li accompagna. Il terzo e il quarto ponte tibetano, entrambi a corda singola come il primo, completano la sequenza di traversate del torrente. 4 ponti in tutto, distribuiti lungo una gola di 500 metri. È questa alternanza continua tra arrampicata e passaggi sospesi sull'acqua a rendere questa ferrata un'esperienza visivamente e fisicamente unica. Le attrezzature terminano su una cengia erbosa, si svolta a sinistra, si percorrono gli ultimi metri fuori dalla gola e si esce finalmente all'aperto. L'uscita dalla gola è una piccola liberazione. Dopo la pressione delle pareti e il rumore costante dell'acqua, il cielo si riapre di colpo e l'orizzonte si allarga. La panchina panoramica che segna il termine della ferrata è esattamente nel posto giusto. Da qui si ammira per la prima volta dall'alto il gruppo del Martuljek, con lo Spik che domina la vista. È una di quelle soste che valgono da sole la salita.
A pochi minuti di cammino dalla panchina si trova un piccolo rifugio rurale, con una cucina che propone prodotti della tradizione montana slovena, salumi artigianali, polenta di grano saraceno, iota, strudel di mele. In estate è aperta tutti i giorni, nei periodi di mezza stagione e nei fine settimana. Dopo la ferrata, una sosta qui ha tutto il senso del mondo. Il ritorno al parcheggio avviene su un sentiero nel bosco che scende a zig-zag verso Gozd Martujek, condividendo per un tratto la discesa con un'altra ferrata avente un grado di difficoltà molto maggiore. Dal punto panoramico al parcheggio si impiega circa 20 minuti. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Continuo a raccontare escursioni e ferrate tra le Alpi Giulie, le Alpi Carniche e le Dolomiti Friulane, e come hai visto oggi, anche oltre confine. Grazie per essere arrivato fino qui, e ci vediamo nella prossima avventura.